difficile trovare parcheggio. Madonna. Quanto sta girando? No, sono appena arrivato, però sono giorni che vengo qua a fare controlli e difficile, molto difficile. Partire con largo anticipo oppure muoversi in più persone diventa un'impresa da studiare a tavolino, recarsi all'ospedale di Treviso per visite, esami o semplicemente per andare a trovare qualche familiare ricoverato. Imbattersi in un parcheggio libero al Cafoncello infatti può essere un'odissea, in certi momenti della giornata addirittura impossibile, al punto che c'è anche chi rinuncia. Sono venuto anche venerdì per donare il sangue, non c'era parcheggio, ho rinunciato, sono tornato oggi. Chi però ha preso appuntamento per visita certamente è costretto ad armarsi di pazienza, sperando che si liberi un posto, altrimenti non resta che parcheggiare fuori dagli spazi consentiti. Non c'è posto per parcheggiare e mettiamo dove possiamo. È difficile trovare un parcheggio, un po'. Appunto quasi sempre. Ho fatto 2 o 3 giri e vado. Ho messo in parte, non so se sia giusto, prendo qualche multa, ma... Per evitare di perdere l'appuntamento c'è chi si organizza. È fatica a trovare parcheggio, allora uno trova parcheggio e l'altro intanto va dentro perché sennò mi scatta l'appuntamento. Io è già un mese che vengo qua, però non si trova parcheggio. Adesso sto aspettando un zio e quindi mi devo sempre fare il giro, spostare per trovare parcheggio, insomma. Parcheggia anche dove non si dovrebbe parcheggiare, però è così. È un disagio un po' per chi deve venire all'ospedale. È un'odissea trovare parcheggio. Veramente sì, è un'odissea, ma non solamente qua a Treviso, dappertutto. Ha dovuto girare tanto. Sì, buoni 10 minuti, un quarto d'ora. Quello dei parcheggi dell'ospedale è un problema che va avanti da anni, con i parchi attuali che sembrano non essere sufficienti a rispondere alla domanda degli utenti e con i 2 parcheggi liberi, P1 e P4, che verrebbero usati come scambiatori per chi deve recarsi in centro. La questione è stata affrontata prima dalla giunta Gobbo, ora dall'amministrazione Manildo. Il problema parcheggi attualmente va analizzata nel più ampio progetto di allargamento della cittadella della salute. In tal senso si dovrà capire quanti nuovi parchi eventualmente realizzare e a che tipologia di utenti serviranno.